Finanziamenti pubblici a fondo perduto per installare impianti d'allarme d'ultima generazione. Lo chiedono i commercianti padovani dopo l'ultima ondata di spaccate e furti in centro storico, presi di mira negozi, ristoranti e bar. Le recenti spaccate all'Ottica Max e alla pizzeria Napoli Centrale, nella zona di via San Fermo, una delle principali vie dello shopping della città, ha provocato danni ai locali e arricchito i ladri, riaccendendo la questione sicurezza. Un po' di preoccupazione c'è. Padova è una città turistica, una città forte vocazione artistica, una città d'arte, ha bisogno di sicurezza per le proprie attività del terziario, per cui l'elemento sicurezza è importante. Impianti d'allarme di ultima generazione che potrebbero essere installati dai commercianti più a rischio con la collaborazione tra pubblico e privato. Aumentare la sensazione di sicurezza, aumentare il presidio del territorio, perché la presenza di telecamere, la presenza di sistemi che possano intercettare i malfattori prima che compiano un reato è fondamentale anche per quel senso diffuso di sicurezza. La collaborazione dell'ente pubblico nell'aiutare all'impianto, all'economia di questi impianti di sistemi d'allarme, assolutamente per noi lo riteniamo importante. Confesercenti chiede anche più presidi di controllo delle forze dell'ordine, valorizzazione dei piccoli negozi di vicinato, ma chi potrebbe finanziare questi impianti? La Regione potrebbe, già lo fece nel passato, ormai sono passati forse più di 10 anni, le Camere di Commercio potrebbero essere gli attori e in qualche misura anche gli enti comunali. Quanto alle zone rosse, Confesercenti è favorevole, funzionano e danno più tranquillità ai commercianti di quell'area, a patto, dicono, che sia garantita la certezza della pena in caso di furti e spaccate.